Buon giovedì a tutti, amici e amiche di 131. Come ogni giovedì si torna a parlare di Serie D e lo si fa nel modo più simpatico possibile, almeno per quello che è nel nostro potere. Oggi, come sempre, due ospiti, due protagonisti, chiedo scusa, del girone G, della Serie D, quindi del girone delle Sarde. Subito facciamo entrare Roberto Pinna. Ciao Francesco, ciao a chi sta seguendo, ciao a tutti gli appassionati della Serie D che fremono, io lo so, ormai il giovedì è l'appuntamento più atteso della quarta serie in assoluto e oggi è una puntata veramente divertente perché c'è una sorta di derby sardo tra Lanusei e Carbonia. Dagli tu i nomi, dai, che sei quello più bravo a presentare. Allora, uno possiamo dire che insomma la prima intervista in carriera, cioè una cosa veramente Esatto. un onore Diciamo, incredibile. noi arriviamo esattamente dopo la professoressa Mascia, che è quella che lui aveva in quinta superiore. Che penso che da noi si dica magia, però anche alla Nusei, perché Mascia a Sassari e al sud invece si dice magia. Mattia Floris del Lanusei. Buonasera. Ciao Mattia, reduce da una meravigliosa doppietta domenica scorsa che ha insomma riequilibrato la partita per la squadra di Greco, quindi benvenuto a giovedì, siamo molto contenti della tua prima intervista, di aver scelto noi per questo onore. Ovviamente ringraziamo anche la persona che è al tuo fianco, ovvero la grandissima Paola Cama, addetta stampa della Nusei, così ce lo togliamo subito, Mattia. Il saluto a Paola. Esatto. e siamo tranquilli. Tra l'altro bisogna capire se Mattia si è montato la testa dopo essere finito nella nostra top 11 in settimana. No, mai questo. Mai. Vero? Perché di solito si fa così, è top 11 di 131, poi candidatura per il pallone d'oro, poi faremo una chiamata. Sempre umili. Bravo, sempre umili, bravo. Sì. E poi c'è l'altro ospite di oggi dal Carbonia, Matteo Bagaglini, capitano della squadra di Mariotti. Ciao Matteo. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E benvenuto anche a te a giovedì. Dicevamo prima nel pre-partita, possiamo dire così, nel pre-trasmissione, che devi risollevare un po' le sorti dell'ultimo ospitate del Carbonia, perché quando è venuto Werther Carboni ha praticamente bestemmiato contro la connessione di Giba. L'altra volta è venuto Cristian Stivaletta con qualche problemino tecnico, anche lui, quindi mi raccomando, oggi dobbiamo cercare di essere impeccabili da quel punto di vista. Quindi benvenuto anche a te, Roby. Grazie. Sì, no, io voglio partire subito con una cosa che hanno entrambi in comune, ma forse non lo sanno, perché hanno un solo mese di differenza, perché sono nati uno il 12 luglio, l'altro il 12 agosto del 92, quindi di fatto complimenti ragazzi, in un'altra vita forse avreste giocato, anche perché vi siete incrociati, uno con un passato alla Nuorese, l'altro che invece comunque stai diventando ormai un veterano, no, della Nusei, quindi avete anche la Sardegna nel vostro destino. Però parto da Bagaglini, perché visto che ho toccato la Nuorese, Transfermarkt dice che hai circa 40 partite insieme a mister Marco Mariotti nella carriera. Quanto valgono come contributi INPS? Questa è una bella domanda. No, dai, il mister è un buon martello, nel senso, come si dice nel calcio, è un allenatore che pretende tanto in settimana, però che al tempo stesso riesce a trasmetterti sicuramente del calcio vero, delle giocate vere, delle soluzioni, quindi 40 partite con Mariotti possono essere il doppio rispetto a un altro allenatore. Ecco, nel frattempo il buon Andrea Colombino, ovvero il direttore sportivo, ti dice stai attento a quei due e soprattutto stai sereno come Stivaletta, che è quasi una minaccia, penso, è un consiglio. Passo invece da Mattia, perché Francesco, non so se lo sai, ma Mattia sta attraversando la stagione più complicata della sua carriera, non tanto per gli allenamenti di mister Greco, ma perché da poco è diventato papà. Auguroni Mattia. Grazie. Papà di una splendida pupa, come si chiama? Sì, Ida Maria. Auguri. Ida Maria. Quanto è complicato non dormire e allenarsi? Tosta, veramente tosta, soprattutto quando non dorme. No, è una di quelle bambine che mangiano e dormono oppure il contrario di quelle che si lamentano? Allora,
Diciamo che arriva la sera e ci fa dannare. Proprio... Però va bene così. Dovrà prendersela con me. Nel frattempo il buon Beppe Arvia, che salutiamo, dice Mattia non ti avvicinare troppo. Arvia, hai ragione. Io ho gli accenti sari, dice non avvicinarti troppo alla telecamera. Ah, scusa Peppe. No, ma perché sicuramente non vede le brutto, scritte. Esatto, al mio stesso problema secondo me Mattia, ovvero quello degli occhi. No, a parte gli scherzi, però parliamo per un po' di calcio seriamente, Mattia. Cosa è successo tra Natale e il nuovo anno? Perché avete avuto una bella scossa per rendimento, siete la terza squadra del torneo, state riuscendo a trovare una continuità, vi siete dati una bella sveglia, diciamo. Sì, ma il problema è che alla fine giocavamo bene, però non raccoglievamo quello che creavamo. Non facevamo gol, arrivavamo lì davanti alla porta e non facevamo gol alla fine. Adesso stiamo diventando più concreti sotto la porta e i risultati stanno arrivando, però alla fine non è cambiato niente, cioè la voglia è sempre quella, non ho mai mollato niente, però te l'ho detto, stiamo facendo gol, stiamo sfruttando le palle inattive, tutte queste cose che abbiamo sempre provato e stanno arrivando i risultati. Sì, perché poi alla fine tutto si poteva dire alla Nusei tranne che giocasse male, anche quando magari i risultati non arrivavano. Stavamo creando alla fine, perché secondo me nessuno ci ha messo sotto per adesso. Quello è. Certo, tra l'altro non è neanche facile perché cambiando, no? Dopo la gestione Gardini alla gestione Greco, quando c'è un cambio di allenatore è sempre anche complicato in quarta serie. Che allenatore è mister Greco? Il mister non posso dire niente, è una bravissima persona, umile e poi è come un fratello alla fine, ci tratta come fratelli. Cosa è successo? No, niente, parte anche la tua... non ti spaventare. Caro Mattia, ho chiesto io al nostro Alessio Caria in regia di mettere questa immagine che è la tua carriera su Transfermarkt, perché credo di aver visto pochi giocatori avere la duttilità che hai avuto tu, perché insomma stando a Transfermarkt ho giocato praticamente in quasi tutte le posizioni del campo, tutte. Tranne il portiere, anche il portiere. No, ho fatto anche quello. Anche il portiere? Sì, col Cassino 2 anni fa è successo che hanno espulso Cosimo Lagorga, avevamo finito già tutti i cambi. E ci siamo guardati, chi è che entra in porta? Entra in porta, va bene. E ho fatto anche una parata. A te. Sì. Però dai, quindi non hai subito gol. No, io no. Quindi clean sheet per... Credo che sia il portiere con la miglior media della storia della Nusei. Può essere, effettivamente. No, che si incavola Cosimo poi. Invece a te, Matteo, è capitato di andare in porta ogni tanto? No, mai capitato di andare in porta. Già faccio fatica a fare il difensore, pensa se... Però dai, col fisico che hai potresti comunque, insomma, potresti giocare anche in porta, e anche il Carbone, bisogna dire, insomma, come la Nusei non ha probabilmente però bisogno del tuo aiuto per quanto riguarda i pali. Devo dire che ho giocato sempre con ottimi portieri, quest'anno con Werther, ma anche gli anni passati, mi ricordo Nuoro con Frasca, quindi porta... siamo stati, soprattutto con il mister Mariotti, sempre stati coperti benissimo, diciamo. Sì, anche perché effettivamente, insomma, tra Werther Carboni, Valerio Frasca, che ricordiamo è tornato in Sardegna proprio dopo le esperienze, prima con la Villa Cinese e poi con la Nuorese, è tornato alla Torres, tra l'altro domenica espulso, insomma, Roberto, noi che abbiamo visto la partita possiamo dire che in quel momento è cambiata la colpevole partita. Anche. Cambiato il derby di Sassari. C'è un altro commento di Beppe Arvia, sempre per Mattia, e che chiede: Matti, ma perché quando oggi ti ho chiesto cosa dovevi fare dopo allenamento non me l'hai voluto dire? Paura che ti facevo qualche domanda? Allora, siccome insomma, Beppe, mandacele tutte adesso che tanto sono live, mandacele Beppe. Esatto. Tutti collegati Esatto, tutti collegati, ma insomma, perché Beppe è stato anche il nostro ospite qualche mese fa. Però ma poi ve l'ha fatta la squadra al Caciucco? Chi è? La zuppa toscana di pesce, ve l'ha mai fatta? No, non ci ha fatto niente.
Bravo, quello va solo al bar sotto casa dove gli offrono le cose, però per adesso non ha ancora offerto mai niente lui. Va bene, quando c'era la al buon zona gialla, ovviamente. Esatto. No, volevo chiedere a Mattia com'è Beppe in campo per i compagni, perché insomma noi che l'abbiamo visto dalla tribuna, insomma se Mariotti è un martello, anche Arvia Allora, non è che scherza. Peppe è un maresciallo, abbiamo un maresciallo in mezzo al campo. Quello che Perché poi dice non fare, basta. Esatto, ho notato Mattia che per esempio nella gara contro il Latte Dolce, passatemi il termine, cazziava indistintamente sia i giovani, magari gli under, che i compagni più esperti, tipo Attili, che poi alla fine è quello che ha anche segnato, senza nessun tipo di problema, cioè proprio un maresciallo. Alla fine è il più grande, è quello che ha fatto più carriera di tutti qua in mezzo, è l'unico che se lo può permettere, e poi dovremmo ascoltarlo e basta. Perché se no poi sono mazzate. Perché c'è esperienza, ma però è una grandissima persona, personalmente tutti lo rispettiamo. Ecco, Matteo, invece sei tu nel Carbonia il maresciallo, oppure c'è qualcun altro? No, dai, sì, abbastanza, posso dire che sono io, anche c'è Roberto che comunque è più grande di me, quindi... Ma se c'è da riprenderlo, riprendo anche Roberto, indistintamente, senza problemi. Io pensavo fosse Pischetta, quello invece il maresciallo del Carbonia. Fai tu. No, ma noi ce l'abbiamo in panchina. C'era uno in panchina, che è abbastanza pesante. Vero? No, basta quello che è in panchina. Io volevo chiedere a Matteo, siccome il buon Colombino ci ha venduto tutti i giocatori del Carbonia come grandi filosofi, poeti e navigatori, no? Perché ognuno ha un hobby. Giuci gioca a scacchi, qualcun altro legge tantissimi libri. Qual è l'hobby di Matteo Bagaglini? Ma hobby, io sto studiando, mi manca un mese alla laurea, quindi diciamo che sto studiando la tesi, quindi non è che ho tanti hobby. La mattina quando non mi alleno sto ultimando la tesi, quindi a marzo mi dovrei laureare. In che cosa ti stai laureando? Scienze motorie. Ah, ok, perfetto. E tra l'altro, se non sbaglio, spulciavo il tuo profilo Instagram, hai già anche il patentino UEFA C? Sì, l'ho preso nel 2019 perché venivo da un brutto infortunio e ero fermo e quindi ne ho approfittato prendendo il corso a Roma, il patentino UEFA C. Un bellissimo corso, veramente rifarei tutta la vita e penso che in futuro farò anche UEFA D, che equivale al UEFA B che hanno tolto un anno fa. Ah, perfetto. Tra l'altro il buon Colombino che salutiamo dice Biblioteca Carbonia, non lo so, vediamo un po', poi li metteremo poi nel quiz, vediamo come va la Biblioteca Carbonia. Per adesso, caro Andrea, solo grandi delusioni nei quiz di 131 la tua squadra, va meglio in campionato. A proposito del campionato, vai Matteo, vai. No, dico che continuano ad arrivare le domande per Mattia, non so se Niccolò Manca, tra l'altro anche lui ospite di giovedì, il primo ospite, scrive Floris è il mio idolo, e poi ancora Beppe Arvia. Matti mi ha detto Cosimo, ovvero la Gorga, che salutiamo ovviamente, che è più bello di te. Hai qualcosa da dire? Si è sentita anche la risata di Paola sotto. Mi sto zitto, no, non voglio commentare, sto zitto. E poi c'è ancora questo è un colpo basso per chi come noi in questo momento, io e Pinna, ci stiamo riferendo ovviamente ai presenti in questa chat, sta combattendo questa battaglia contro i capelli, però stiamo pareggiando, vero Roby, in questo momento? Sì, più o meno, per ancora qualche mese pareggiamo, poi andiamo sotto, dovremo sì. Io sto già ripiegando, ho provato a chiamare Cestaro e Bagaglini in difesa, vedremo come andrà. vedremo. E Roby, cosa dici? Il quiz lo andiamo adesso o aspettiamo ancora un po'? No, io volevo fare ancora un paio di domandine, perché innanzitutto vi dico che Bagaglini non è il vero famoso della famiglia Bagaglini, perché la più famosa è la sorella che ha giocato anche con il 7 Rosa a pallanuoto. Ce lo racconti, Matte?
Assolutamente sì, cioè, lo sportivo di casa è sicuramente mia sorella, che saluto, ci starà guardando. Lei ha disputato l'Europeo in Portogallo nel 2017 con l'Under 17 italiana. Ha giocato fino all'anno scorso in A2, ha fatto anche un campionato nella massima serie, quindi sicuramente la sportiva è lei, la sportiva di famiglia. Ecco, io invece volevo chiedere un po' a Mattia. Mi hanno detto, un uccellino che forse è seduto anche vicino a te, che sei famoso dentro Nosei anche per qualche sfuriata, per un carattere bello fumantino. Qual è la sfuriata di cui ti sei pentito in carriera? Quella con il Tortolì. Raccontacela un po', vai. Allora, sono entrato l'ultima mezz'ora. Un argentino, se non mi ricordo il nome, è venuto proprio a provocarmi perché sapevano che quando mi provocano sbotto subito. Ero così, adesso non sono più così. Adesso è anche una figlia ora. A me sta testa a posto. E niente, è venuto e mi ha dato 2 pugni qua in faccia. Lì proprio ho staccato il cervello, le ho ridato subito. L'arbitro ha visto solo a me. Quindi 5 giornate mi hanno dato. È stato vabbè, brutto. ma ora padre di famiglia sei diventato anche più calmo, più zen. Sì, ho messo la testa a posto ormai. Invece sei grande amico dagli anni da Nusei, immagino anche del buon Pietro Ladu. L'hai sentito in questi mesi che per lui non sono facilissimi, ha avuto un brutto infortunio a Sassari e Lo deve sento ancora un po' sempre, recuperare. Pietro. Come sta? Adesso sta riprendendo. Ha anche giocato domenica. Penso che sta meglio adesso. Invece, a proposito di zona, mi picchieranno sicuramente la prossima volta che vado alla Nusei, di zona comunque del centro Sardegna. Matteo, raccontaci un po' degli anni a Nuoro, in generale, proprio come ti sei trovato, la tua prima avventura in Sardegna. Nuoro è stata la mia prima avventura, posso dire che è stato un anno sempre con Mister Mariotti, il primo anno con Mister Mariotti, è stato un anno bello, ma in squadra c'erano giocatori importanti, qualche nome: Bianchi, Pisano, Cappai, Verachi, Frasca, Messina, insomma c'erano giocatori importanti, la rosa era un'ottima rosa e penso che alla fine abbiamo fatto un ottimo campionato. Comunque con la città di Nuoro bene, freddo, molto freddo, molto freddo, però dai, sono contento. Infatti quest'anno quando mi ha chiamato il mister non ci ho preso. E com'è stato invece il ritorno? Cioè che Bagaglini 2 in Sardegna è? Come sei cambiato tu e un po' come ti stai trovando in questa nuova avventura qua sull'isola? Ma sicuramente più maturato sicuramente, perché quando l'esperienza a Nuoro avevo 22 anni, adesso ce n'ho 28, quindi sicuramente 6 anni in più, un pizzico di maturità in più c'è. Non mi aspettavo la fascia di capitano, ma l'ho accolta con serenità, spero di portarla nel miglior modo possibile, però con Carbonia benissimo, tranne il disagio del campo che conoscete e sapete tutti quanti, insomma, quello che viviamo, però mi trovo molto bene. Carbonia è città tranquillissima e si sta bene, si vive bene. Ma è vero che la fascia ti è stata data per esclusione, cioè nel senso che Mariotti vi ha messo in cerchio, ha guardato Carboni, gli altri che c'erano in rosa, e ha detto no vabbè, diamo la Bagaglini, giusto? No, aspetta. Perché gli è capitato Carboni proprio davanti, ha detto no, tu proprio no, e poi allora vediamo la Bagaglini. No, non so qual è stato il ragionamento di mister, però me l'ha data. Anche se c'era, come ti ho detto, è un tantino più grande di me, però insomma ormai me l'ha data a me, insomma, l'ha assegnata a me. Vabbè, a parte gli scherzi, sicuramente una bella responsabilità. State facendo anche molto bene, anche a sorpresa, credo. Vi ritrovate dopo 13 turni primi delle sarde. Sicuramente non ve lo aspettavate neanche voi all'inizio stagione. Noi inizio stagione la società ci aveva chiesto l'obiettivo minimo, che era la salvezza. Siamo un gruppo giovanissimo, siamo, da come mi dicono, il gruppo più giovane del girone.
quindi sicuramente all'inizio c'era un pizzico di incognita, perché comunque molto giovani e una squadra tutta nuova dall'inizio, perché sono rimasti soltanto 2 giocatori dell'anno scorso. Quindi il mister di proposito è partito i primi di agosto proprio per cercare di fare gruppo, e penso che ci siamo riusciti alla grande, perché adesso ci stiamo togliendo delle grandi soddisfazioni. Speriamo di continuare così, ecco. Domenica già sarà difficile, che sappiamo che è una trasferta in campagna a Fragola, che sarà dura tutta la settimana, perché abbiamo 3 partite. Per fortuna anche tu l'hai chiamata Fragola come la chiamo io, invece il buon Aresu a te non corregge perché se la prende solo con me, con la non Fragola. è che il buon Aresu è l'italiano semplicemente, però sì, ma Fragola, sai, in questo caso tanto è tutto pago a Fragola io. è più carino, a Fragola è più carino, dai. Sai chi ci sta seguendo anche? Beh, Pietro Ladu. certo. Eccoci qua. Ecco, ho avuto paura della risposta in questo, perché quando si chiede così. Sì, con Colombino non Cosa ha l'avrei mai scritto fatta Pietro? sta battuta. Mattia, ti ho cresciuto io, ricordatelo sempre. Rappresenta. Il buon Andiamo Pietro col Ladu, quiz. che salutiamo, ovviamente, che ci auguriamo presto di avere in trasmissione. Sì, vai, andiamo col quiz. Se Alessio Cari è pronto. Sì, Ale, è sempre nato pronto. Vi Sei spiego il pronto, dacci un quiz, cenno. ragazzi. Vi spiego come funziona il quiz. Il quiz è partito di fatto una settimana fa, anzi 2, perché settimana scorsa c'è stato Fabio Fossati con noi, il nuovo allenatore del Latte Dolce, ed è conosci il tuo avversario, quindi domande inerenti o alla squadra o alla città o comunque alla regione del proprio avversario. Quindi in questo caso sarà domanda legata al buon Mattia su Velletri, la città natia di Bagaglini, e invece sulla Sardegna, dove quindi il buon Matteo sei leggermente avvantaggiato perché ci hai già vissuto, però ho cercato di fartele un pochino difficili. Partiamo con Mattia, dai, perché sono più difficili quelle di Mattia. Allora, Mattia, secondo la storia, questa è veramente complicatissima, però Paola la guarderà su Wikipedia e ti aiuterà. Secondo la storia, la città di Velletri è stata fondata da una famosa, un'antica, popolazione italiana. Qual è questa popolazione italiana? Passo. Inizia con la V, ti aiuto, quindi lanciati se ti viene qualcosa. Boh. Niente? Conto fino a 3. 1, 2, Se 3. si muove Paola. No, Paola, no, ma c'è poca connessione lì, i volsci. Quindi i volsci rimaniamo sullo 0 per il Lanusei, ci Cos'era? spostiamo a Carbone. I volsci. I volsci. Questa... Volsci, esatto. Non Volpi, quello è il padrone Matteo, anche dell'Arzaccheno. Sì. Che bugiardo, ovviamente non è assolutamente... Vai. Ovviamente non è assolutamente vero che Bagaglini la sapeva, ma ci spostiamo sulle domande relative alla Sardegna. Vediamo se il Carbonia va sull'1-0. Matteo, cosa sono le lorighita sarde? Lorighita? Questo è facile. Lorighita, sì. Non vale che Stivaletta sta cercando... Non la sai? No, non la so, però mi butto. Vai, buttati. Un tipo di pasta? Questa l'ha cercata Stivaletta, guarda, vai sull'1-0, ma ci vorrebbe il VAR, te lo dico. No, assolutamente no. Vabbè, 1-0 Carbonia. Allora, domanda ancora più complicata per il buon Floris, perché il nome Velletri deriva, vabbè, ma tu sei un fine latinista, quindi secondo me l'hai indovinato sicuro. Il nome Velletri deriva dal latino velia. Che cosa vuol dire velia? Guarda, anche Carbonia era una velia, quindi ti sto aiutando. Ci puoi arrivare, eh? Velia in latino voleva dire qualcosa che poi ha dato il nome a Velletri. Carbonia era una velia prima di diventare una città. Quello stai guardando chiaramente sullo schermo di Paola e si vede dagli occhiali. Vabbè, ti arrendi, era una vuol dire palude, No, quindi Velletri ma si sente vuol dire la voce di Paola questa... sotto.
Velletri voleva dire palude. La sapevi? Ma il ricorso? Vediamo se Bagaglini la sapeva. No, ovviamente, neanche la prima sapeva, ma ha ovviamente mentito e ha scoperto la pasta solo grazie a Stivaletta. Però adesso arriverà anche una domanda difficile per Bagaglini. Visto che sei stato al Nuoro e hai fatto il simpatico sul tuo profilo Instagram, vedo che ami molto il trekking, mi devi dire qual è la punta, quindi la cima più alta della Sardegna. Non la so. Dai, hai 3 secondi. 1, ci hai vissuto vicino, 2, 3. Punta la Marmora. Sì, sul massiccio del Gennargentu, Punta la Marmora. Nel frattempo Floris, per non perdere, ha abbandonato la diretta, credo, vero? Aspetta, scriviamo a Floris di rientrare. Riusciamo a recuperarlo. Eccolo qua. Ora, nel frattempo, mentre non c'eri, Mattia, Bagaglini ti ha dato il rigore per pareggiarla. Ok, questa è veramente facile. Questa qui è veramente facile, la devi indovinare. Perché? L'abbiamo detto, il calciatore più famoso di Velletri è ovviamente Matteo Bagaglini, però ce n'è un altro che è molto famoso, che ha giocato anche in Serie A, è nato a Velletri, è cresciuto calcisticamente anche in Sardegna, è famosissimo per una sua esultanza. Non posso dirtela, però ti voglio dare una mano. Chi è questo giocatore? No, aspetta, chi era? Giocato nell'Ascoli, nel Toro. Nel Torino, sì, non mi viene il nome. È tipo Portoferro quasi, non è proprio Portoferro, attaccante. Aveva segnato il gol nel derby con la Juve, aveva fatto... Esatto. Cavolo si chiama. Questo è facile, non mi viene il nome. È cresciuto anche nella Monserrato, a Sassari, no? Vediamo se Bagaglini Direttore sportivo del Savoia. Direttore sportivo del Savoia nel vostro stesso girone, ragazzi. Marco Ferrante. Ferrante. Sì, Mamma Ferrante. mia, ignorante. Vediamo se Bagaglini almeno la finisce su 2-0. Per una volta Carbonia non perde il quiz. Mate, questa è difficile. Questa era la tua più difficile. Vediamo. Questa è una esatto, già il fatto che il Carbonia vinca un quiz è una notizia. Credo che domani i cartacei della Sardegna titoleranno su questa notizia qua. Allora, devi sapere che anche in Sardegna esiste il Mar Morto, come il famosissimo Mar Morto, è molto più piccolo ovviamente, si chiama Susiccu, devi dirmi dove si trova. Nord, sud, centro oppure proprio la città? Vabbè, vuoi troppo. Se devi andare sul 2-0 devi strafare, cioè devi piazzarla come fa Stivaletta all'angolino da fuori. Secondo me si trova nel nord della Sardegna. Hai sbagliato perché era Cabras, la famosa Susiccu di Cabras, che neanch'io prima di questa diretta conoscevo l'esistenza. Quindi ti ho voluto cercare. Io speravo nell'1-1. Perché se lo chiami Susiccu? Tu come lo chiami invece, scusami? Dalle tue parti come si chiama? Susiccu, ovviamente. Vabbè, ragazzi, io sono di Sassari, noi abbiamo i nostri modi di dire. Appunto. Tu ho visto qualche foto di Mattia. Rinforzi la S come in Mascia, che invece da noi... Io ci ho giocato molto a Pro Torres, a Sassari. Esatto, quindi lui mi capisce, vedi, avendo giocato per anni al Porto Torres. Ma ti hanno insegnato a fare lo zecchino? No. Vedi, quello ti manca. La fainè? L'hai mangiata? 7 anni fa, non so, anche di più, 10 anni. Vabbè, miglioriamo. A fine stagione faremo una cena 131, un bebello, bravo. Faremo una cena 131 dove portiamo un po' di roba da mangiare da tutte le parti e anche qualcosina da Velletri, ovviamente. Va bene. Certo. No, ci stava che sarebbe sicuramente il vino, era come il Matteo. Vino, pane, poi porchetta. Non so se da voi c'è il porceddu, c'è il maialino, però da noi c'è quest'altro tipo di variante che è la porchetta, che è molto buona. Certo. Bene, Francesco, direi che siamo alla nostra canonica mezz'ora. Sì, direi di sì. Avevo una domanda che ovviamente mi sono dimenticato, ma
non era sicuramente una cosa fondamentale, però direi che insomma è stata come sempre una puntata divertente. Questo giovedì continua nella sua tradizione del cazzeggio, passatemi il termine non troppo giornalistico, però di fatto è così, ed è quello che ci piace, anche perché poi insomma abbiamo visto tanta interazione anche dei vostri compagni di squadra, anche Camilli, appunto Arvia, Nicolò Manca, il direttore Colombino, immancabile, per cui insomma salutiamo e ringraziamo davvero Matteo Bagaglini e Mattia Floris, ci vedremo presto in campo sicuramente, quindi grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie. Salutiamo e ringraziamo Carbonia e Lanusei, ovviamente caro Roberto, come sempre. Assolutamente. E chiudiamo questa nostra puntata ricordando quello che sarà il programma di questo weekend. Sì, c'è un programma davvero interessante per il weekend. Ricordiamo che ieri la Torres, abbiamo seguita, è tornata a vincere finalmente dopo un paio di settimane avare, diciamo, di risultati per la squadra ora di Graziani. Torres che ora è penultima in classifica e deve ritrovarsi, ci proverà in casa del Cassino già domenica, mentre il Carbonia del buon Matteo Bagaglini, ce l'ho ricordato anche lui in diretta, andrà ad Afragola contro la Fragolese, squadra comunque complicata da trovare, per il momento sarebbe salva al 12° posto. Il Lanusei invece andrà in casa del Savoia, proprio di Marco Ferranti. Io la domanda l'avevo fatta apposta, però purtroppo non è riuscito il buon Floris a indicare appunto Ferrante. Vittoria per il Carbonia. Latte Dolce invece che giocherà in casa contro il Nola, anticipo del sabato, e alla fine invece l'Arzachena giocherà anche lei in casa contro l'Insieme Formia, e infine il Muravera, anche loro al comunale di Muravera contro la Nocerina. Muravera che deve rifarsi dopo aver perso 2-0 proprio contro il Carbonia all'ultima giornata, gara che ha lanciato prima tra le sarde il Carbonia di Bagaglini, Mariotti e il direttore sportivo Colombino. Perfetto, noi seguiremo come sempre insomma la domenica sportiva e il sabato, appunto, visto che il sabato giocherà sia il Latte Dolce che l'Olbia per quanto riguarda la Serie C, però insomma come sempre noi saremo presenti per offrirvi il massimo della copertura per quanto riguarda lo sport sardo. Direi che, caro Roberto, possiamo chiudere questa bella puntata di giovedì. Ci siamo divertiti tanto, grazie a tutti quelli che hanno guardato questa puntata, grazie anche ad Alessio Caria in regia. Appuntamento alla prossima settimana, a te l'onore di lanciare la sigla.